Hanno sfondato la porta, poi sono venuti di qua, hanno preso il cassetto, che non questa per fortuna, che è nuova, appena comprata, e hanno preso il cassetto e purtroppo c'era 100 € perché? Perché dovevo dargli quello del latte la mattina prestissimo, quindi non ci sono. Va bene, hanno portato via quello e poi qui avevo una vetrina. Non ho capito perché l'hanno rotta anche quella a mazzate. A raccontare l'ennesimo colpo ai danni di un'attività commerciale della marca è Luciana Casellato, da 65 anni, dietro il bancone del panificio alla Moncia sulla Noalese. Neanche 24 ore dopo il furto all'omonima trattoria, i ladri sono tornati. In tanti anni mai vista una cosa del genere, racconta la signora Luciana. Adesso sono più distruttivi, più arrabbiati, non ho capito, vanno solo in cerca di soldi naturalmente, perché potevano prendersi una focaccia, 2 focacce o qualcosa. Lei gliel'avrebbe anche data volentieri, basta che non le facessero i danni. Che se mi mettono un cartello mi dai 50 €, altrimenti io glieli do, basta, perché i danni sono tanto maggiori di quello che prendono. Timore e rabbia tra la gente che frequenta questa zona. Purtroppo è una brutta realtà che stiamo vivendo e sto dicendo, visto che circa 15-20 giorni fa sono entrati in casa di mio figlio con lui in casa, abita a Porta San Tommaso, alle 17:30 di sabato pomeriggio, le lascio immaginare, questo è un mese tremendo per tutti quanti, per le attività e per i singoli privati. Ci vogliono le leggi e farle rispettare soprattutto. È così. Bisognerebbe che ci fosse più sorveglianza, ma anche quello è difficile, insomma. Bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di attuare una serie di cautele per proteggersi, per potersi, diciamo, difendere. Ormai, appunto, come diceva la signora prima, non c'è più il furto per necessità, ma ci sono anche bande criminali organizzate. C'è rabbia, ma anche abitudine. Penso che un'abitudine che ormai in Italia ce l'hanno tutti, no? Perché, dal mio punto di vista penso che difendere ciò che è tuo non è un crimine. E le cose devono cambiare, no? Devono cambiare perché non puoi aspettarti un ladro e a proporgli anche un caffè in casa.